È uno dei rappresentanti di questa capacità di dare valore, perché questa che adesso gireremo è un'antica masseria qua. L'unica strada che poteva permettere la mia permanenza in azienda è proprio quella di renderla intanto economicamente valida. È quella da percorrere, la strada dell'ospitalità. Siamo con Ciro Princiotta, che è un agri-chef, e siamo, dicelo tu dove siamo. Allora, qui siamo a Parco Vecchio, che è una masseria che ha veramente una storia incredibile perché risale al 1100. Questo è un luogo in cui Re Ruggero impiantò il suo parco di caccia, tant'è che Parco Vecchio lo vuole distinguere dal nuovo che poi è stato istituito ad Altofonte. Tant'è che ancora oggi gli abitanti di Altofonte si chiamano parchitani e non è un caso. Nessuna cosa succede per caso. Noi, mio padre e mio nonno, cominciano la loro avventura come proprietari qui negli anni 60 e da allevatori cominciano insomma, a produrre in questo luogo incredibile. Io vorrei dire una cosa, che Ciro è uno dei rappresentanti di questa capacità di dare valore, perché questa che adesso gireremo è un'antica masseria, qua si faceva allevamento, lui ne è intervenuto negli anni, si è trasformato in un posto di accoglienza, non ha perso la bellezza del luogo, in realtà ha adattato i luoghi del padre a dei posti nei quali si vive bene oggi. Ce li fai Sì, vedere dunque? in effetti è così. L'avventura dell'allevamento e della coltivazione è stata insomma, difficile, complessa e faticosa. Quindi l'unica strada che poteva permettere la mia permanenza in azienda è proprio quella di renderla intanto economicamente valida. È quella da percorrere, la strada dell'ospitalità, sia per valorizzare i prodotti aziendali che per insomma, riuscire a guadagnare da questo posto meraviglioso e rimanere nel territorio che io amo in particolare maniera. La trasformazione che tu fai di prodotti tuoi, sia di agricoli che di allevamento, così tu. Sì, assolutamente. Tendo essenzialmente a mettere a tavola ciò che produco in azienda, però mi piace anche dare valore a tutti i prodotti che il territorio esprime e sicuramente i nostri territori agrari dell'entroterra siciliano hanno dei prodotti veramente eccellenti, semplicissimi da lavorare perché veramente parti da una materia prima che è incredibilmente buona. Allora ci fai vedere adesso, facciamo un giro, ti seguiamo, ci Sì, mostri. questo è il nostro pergolato. Qui, insomma, si passavano le serate, io ricordo da bambino, si passavano le serate dopo una giornata di lavoro, soprattutto dei miei genitori, noi eravamo piccolini, e per noi queste erano le vacanze nel nostro parco giochi. Noi stiamo uscendo dall'entrata, qua si entra, guarda che Sì. spettacolo. Questo era, si chiama in siciliano parcazzo. Il parcazzo era il posto dove si sostavano le mucche per la mungitura. E da questo ne abbiamo ricavato un piccolo baglio. Questa che vedete sulla nostra sinistra era la nostra vecchia stalla delle vacche. Qui comunque era la. Sì, Questa era la stalla. questa era la stalla, c'erano due corsie laterali con le mangiatoie a destra e a sinistra e qui centrale c'era la corsia di lavoro. E mentre su, quello che vedete sopra era il nostro fienile, quindi la riserva di cibo invernale per i nostri animali. Il comparto zootecnico lo abbiamo trasferito nelle nuove strutture, pensate in maniera più moderna, e questa invece è la nostra sala principale che utilizziamo E tu soprattutto. quando era stalla ci hai lavorato qua con tuo papà. Ha voglia, ha voglia. Se chiudo gli occhi riesco ancora a vedere A sentire e a l'odore. sentire l'odore degli animali qua dentro. Ciro è uno dei, diciamo, dei chef contadini di Coldiretti. Un'attività importante è quella che molti di questi di persone che si occupano di agricoltura curano la trasformazione. Ciro è uno di questi ed è importante perché ovviamente il valore reale è nella trasformazione oggi, giusto? Sì, assolutamente, la valorizzazione dei nostri prodotti sta proprio nella trasformazione ed è nella filosofia della Fondazione Campagna Amica, valori ai quali ho aderito ormai tanti anni fa e con i quali facciamo promozione in tutto il territorio nazionale e da un po' di tempo anche a livello internazionale. Il Farmer Market di New York dell'ultimo anno è stata un'occasione veramente importante per promuovere la concezione di agriturismo italiano che è qualcosa che il mondo veramente sconosce. Coldiretti era presente a New York al Fancy Food, un bellissimo stand, dico, c'erano un sacco di tuoi colleghi che Sì, sì. trasformavano, producevano una bella, E i ragazzi che bella sono più presenza. performanti con l'inglese partono Partono. per primi. Io ho un difetto in questo senso ancora.
C'è uno spettacolare paesaggio, un attimo che Sì, ci c'è avviciniamo un un attimo. paesaggio pazzesco. Tu stai qua, giusto? Sì, questa è casa mia, Questa è casa di Ciro. la mia casa, la mia residenza estiva, chiamiamola così, Tu vivi a a Marineo. Marineo, sì. Questa è la valle dell'Eleuterio che poi arriva fino a mare. Che spettacolo. E quello è l'orto, no? Sì, quella è una parte dell'orto, quello è la parte del pomodoro. Mhm. L'altra parte ce l'abbiamo sopra, adesso magari Sì, poi gli magari ci andiamo a andiamo dare a vedere. un'occhiata. E mi ha colpito il fatto che Ciro si è preoccupato di tutta una serie di attività, di inserire tutta una serie di momenti di relax, di intrattenimento, a supporto di chi viene in visita. Per cui, a parte la cura dei dettagli, è bellissimo anche tutti Sì, diciamo, gli perché accessori per devi la... dare, devi creare delle attività che possano far impiegare il tempo anche ai nostri ospiti, quindi non permettere il semplice fruizione del pranzo o della cena, ma anche di attività collaterali. Qui ce n'è una, andiamo a dare un'occhiata. Sì, certo. La piscina. Se pensate che in quest'area noi praticamente mungevamo le pecore, e, e io ci ho munto per tanto tempo qui, non vi racconto il freddo che ho, che ho preso in quest'angolo perché Parco Vecchio si trova alle pendici del Bosco della Manca. La Manca perché è esposto a nord, quindi qui il freddo quando arriva d'inverno, guarda, è una sensazione incredibile, Siamo veramente riusciti. tosto e pungente. Che insiste su questo spettacolare paesaggio. E questa grotta, E qui mungevamo le pecore. guardate, c'è questa insenatura che oggi è diventato il bar, no? Sì, oggi è diventato il bar, le pecore le mungevamo proprio qui in questo posto e il ricovero invernale era dentro la grotta praticamente. E penso ci vuole, dal mio punto di vista, la capacità di immaginare come un luogo possa trasformarsi, adeguarsi ai tempi. Sì, lo devi intanto inserire in un contesto e non essere mai aggressivo, secondo me va sempre e comunque pensato, adeguandolo e armonizzandolo a ciò che hai, perché mai devi inserire una struttura o anche un servizio in un ambiente che sembra costretto, anche alla vista sembrerebbe anche brutto, per cui armonizzare tutto ciò che crei ai posti che hai, secondo me, è la condizione ideale. E qua c'è una pianta di cappero, Sì, non so se è di quelle che ha piantato tua mamma. sì, è quello che ha piantato mia mamma che è più caparbia dei capperi. Per chi non conosce la pianta i capperi sono piante difficilissime da fare germogliare. E mi raccontava l'altra volta che sua mamma ha passato anni a strofinare i cucunci, che sono Sì, questi, che sono già qui. che sono i frutti, Mhm. dentro ci sono i semi, a strofinarli sulle rocce perché germogliassero i capperi e alla Sì. fine ce l'ha fatta. Mia Ha mamma di una battuto i capperi. caparbietà fuori dall'ordinario. Ha battuto i capperi, guarda che bella. Ah, c'è anche un fiore, guarda che bellezza i fiori. E forse hanno questa cosa in comune con mia madre, proprio la caparbietà. Tu immagina che d'inverno quando qui la temperatura scende sotto zero, il cappero secca, Sparisce, certo. però le radici rimangono dentro la roccia vive. E poi in primavera, appena c'è il primo caldo, le vedi esplodere completamente, una cosa incredibile. Adesso magari diamo un'occhiata al resto dell'orto.